Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Al servizio del boss gli interrogatori degli insospettabili che avrebbero garantito a Messina Denaro favori e coperture, e spunta anche una nuova amante. Ciclo rifiuti e zoomafie, conclusa la 2 giorni della commissione sulle ecomafie che apre un filone Sicilia. Nuovo regolamento sui beni confiscati. A Catania nasce uno sportello comunale per gestire le domande in città. Sono 242 gli immobili sottratti alla criminalità. 150 tra studenti e professori di una scuola di Milazzo intossicati in gita in Puglia, tutti sulla via del rientro, tranne 8 ancora ricoverati. Cristina Busi Ferruzzi, nuovo presidente di Confindustria a Catania e la prima donna al vertice degli industriali. Rilancio dello stabilimento Bluetech, scetticismo tra gli ex lavoratori sul piano industriale per lo stabilimento di Termini Imerese. La storia di Manuel e Francesco, 2 ventenni che hanno scelto di restare in Sicilia per offrire supporto informatico alle start-up. Il mondo visto con gli occhi dei ragazzi con la sindrome Down. A Catania lo spettacolo Hic et Nunc, in scena 11 ragazzi. Gli interrogatori dei nuovi fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro arrestati ieri. Intanto spunta una nuova figura femminile tra le amanti del boss e rispunta il nome dell'oncologo Zerilli che avrebbe incontrato Messina Denaro per un consulto su una TAC. Roberta Lunghi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP Alfredo Montalto nel corso dell'interrogatorio di garanzia Cosimo Leone, il tecnico radiologo arrestato ieri per associazione mafiosa. Avrebbe fatto fare una TAC all'ospedale di Mazara del Vallo a Matteo Messina Denaro nel 2020 e fatto avere al boss un cellulare pulito acquistato da un fiancheggiatore. Ha respinto invece le accuse Leonardo Gulotta, l'operaio accusato di concorso esterno in associazione mafiosa che avrebbe messo a disposizione del capomafia la sua utenza telefonica. Domani verrà interrogato in videoconferenza il terzo indagato, finito ieri in manette, l'architetto Massimo Gentile, che avrebbe prestato l'identità al latitante, consentendogli di acquistare un'auto e una moto. L'uomo originario di Campobello di Mazara da anni vive in provincia di Monza, dove si occupa di lavori pubblici per il comune, gestiva anche progetti finanziati con i fondi del PNRR. Per Antonio Ingroia, che ha accettato con riserva la nomina del legale di Gentile, al momento non vi è imbarazzo nella difesa dell'accusato. Se gli elementi di prova mi dovessero convincere che ci sono responsabilità da parte dell'architetto Gentile, qualche problema me lo farei, ha dichiarato l'ex magistrato. Ma dalle prime notizie che mi hanno fornito i familiari, lui è in grado di spiegare la sua posizione. Intanto, dopo gli arresti, rispunta il nome dell'oncologo trapanese Filippo Zerilli, che avrebbe visionato la TAC eseguita da Cosimo Leone a Messina Denaro e dunque avrebbe incontrato il boss. Vita facile per il superlatitante che dalle ricostruzioni dei suoi spostamenti si muoveva con agilità tra banche dove si presentava con denaro contante e lo convertiva in assegno circolare per fare acquisti, che otteneva velocemente carte d'identità false o altri documenti e che passava da una relazione a un'altra. Spunta infatti una nuova giovane donna che il boss avrebbe frequentato nell'ultimo periodo della sua latitanza. La donna si è presentata spontaneamente a luglio scorso, ha raccontato di avere conosciuto il boss nel 2015 ma di non avere idea di chi fosse, ed è stata lei a parlare della moto enduro che era stata acquistata per lui da Gentile nel 2007. Si è conclusa la 2 giorni sull'isola della Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Oggi in prefettura a Catania un bilancio. Gerry Italia. È terminata oggi la missione in Sicilia e nelle province di Catania, Caltanissetta ed Enna della Commissione bicamerale Ecoreati. È stato lo stesso presidente Jacopo Morrone, durante la conferenza stampa tenuta nella prefettura di Catania, a illustrare i risultati della 2 giorni siciliana, durante la quale la delegazione ha effettuato sopralluoghi alle discariche di Timpasso a Gela, di Contrada Codavolpe al confine tra Catania e Lentini, con l'annesso sito di compostaggio. La commissione ha visitato anche il SIN di Gela e nell'ambito del filone sulle zoomafie si è recata in un maneggio di Piazza Armerina che accoglie cavalli sequestrati alla criminalità e alle stalle clandestine sequestrate a Catania, dove vengono tenuti cavalli destinati alle corse clandestine. Con questa prima missione, ha dichiarato Morrone, sono emerse diverse criticità in ogni fase del ciclo dei rifiuti, a cominciare dalla raccolta differenziata per passare alle carenze dell'impiantistica. A questo, aggiunge, si collegano fenomeni illeciti determinati dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'intero sistema di gestione, dal quale traggono enormi profitti, determinando danni ambientali difficilmente sanabili. La commissione si è poi soffermata anche sulle attività illecite e criminali legate al fenomeno delle zoomafie, ribadendo che si
tratta di un fenomeno criminale da contrastare con ogni mezzo. Il rispetto e il livello culturale di un paese, di una regione debba essere anche misurato in base anche a questi fenomeni che nel 2024 non possono essere più tollerati, anche perché dietro a queste corse clandestine ci sono meccanismi molto complessi che è arrivato il momento veramente di sradicare. Al termine della 2 giorni siciliana, Morrone ha voluto ringraziare in particolare le forze dell'ordine che operano con grande professionalità per la prevenzione e il contrasto dell'attività criminale. A Catania nasce uno sportello comunale che si occuperà di gestire beni appartenuti alla criminalità, che sono 242 a Catania. Questa è una delle novità contenute nel regolamento appena approvato. Simona Mazzone. Un grande risultato, una grande vittoria. Da domani sarà più facile avere consegnati i beni confiscati, da domani sarà più difficile per la mafia mantenerli con occupazioni e quant'altro. Una ventata di legalità contro la mafia a Catania con l'approvazione all'unanimità in Consiglio Comunale del nuovo regolamento per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'ultimo era stato approvato 10 anni fa. Qui ci troviamo in via Monte Sant'Agata, al Civico 6, sede degli uffici comunali patrimonio e traffico urbano, e al terzo piano un immobile appartenuto alla famiglia Ercolano Santa Paola, confiscato nel 95. Abbandonato fino adesso, finalmente in ristrutturazione tramite fondi che erano del PNRR, e che diventerà, anche grazie al nuovo regolamento per i beni confiscati, lo sportello aperto alla cittadinanza per gestire in maniera democratica i beni confiscati alla mafia della città, dove tutte le associazioni potranno venire e rivolgersi per aver affidato un bene confiscato. Oltre alla nascita dello sportello, il regolamento ha stabilito la costituzione di un osservatorio permanente, le linee guida per la destinazione dei beni confiscati e la possibilità di assegnarli a società, enti e aziende speciali, a comunità anche giovanili e ad associazioni. I beni confiscati verranno utilizzati come case per chi è senza tetto, un regolamento che apre alla gestione dei beni mobili, quindi autovetture, automezzi, che potranno essere utilizzati sia dal comune che poi dalle associazioni. A Catania gli immobili confiscati sono 242, di cui circa 100 destinati alla gestione del comune. Gita in Puglia da dimenticare per 150 tra studenti e professori dell'Istituto Majorana di Milazzo. Tutti hanno accusato vomito e diarrea e sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Francesco Triolo. Sono 150 tra studenti e professori dell'Istituto Majorana di Milazzo in gita scolastica in provincia di Brindisi le persone che hanno accusato dolori addominali con vomito e diarrea durante il loro soggiorno in un albergo di Fasano. Lo riferiscono dall'ASL di Brindisi. Ieri la prima chiamata di soccorso alla centrale operativa 118 è stata effettuata intorno alle 17, c'è stato l'invio di 6 ambulanze. Tutti i pazienti sintomatici sono stati visitati nel punto medico allestito nella struttura ricettiva. Tra ieri sera e questa mattina 16 persone sono state trattate nel punto di primo intervento di Fasano e nel pronto soccorso di Ostuni. L'emergenza, evidenziano dalla ASL, è terminata intorno alle 11:30 di oggi con il rientro in Sicilia dei 3 pullman, tranne gli 8 pazienti attualmente gestiti a Fasano ed Ostuni, il cui rientro in Sicilia è previsto a breve. Sono attualmente in corso le verifiche da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione sugli aspetti epidemiologici e sulla sicurezza alimentare per l'individuazione delle eventuali cause che avrebbero determinato la presunta intossicazione alimentare. Sulla vicenda stanno indagando anche i carabinieri e il gruppo dei NAS. Dai referti ai sanitari si potrebbe pensare ad una forma virale. Ora si attende l'esito dei controlli ai militari per capire cosa sia realmente successo. Maria Cristina Elmi Busi è la nuova presidente di Confindustria Catania, presidente di SIBE, che è l'azienda che produce in bottiglie e commercializza prodotti a marchio Coca-Cola, attiva dal 1960 nella zona industriale di Catania. Cristina Busi è la prima donna designata a questa carica dell'associazione sin dalla sua costituzione nel 1926. E c'è ancora scetticismo fra gli ex lavoratori Fiat Bluetech dopo l'assegnazione del progetto di rilancio dello stabilimento di Termini Imerese all'attuale presidente del Catania, Ross Pelligra. Questa mattina assemblea dei lavoratori. Eva Spampinato. Una riunione interlocutoria senza risoluzioni concrete, ma con la prospettiva di un nuovo punto di riferimento, ovvero Ross Pelligra, l'attuale presidente del Catania, che si è aggiudicato il bando per la cessione dello stabilimento di Termini Imerese. Tra gli ex lavoratori Fiat e Bluetech che questa mattina hanno partecipato ad un'assemblea davanti ai cancelli della fabbrica c'è ancora scetticismo. Non c'è stata tutta la chiarezza che ci aspettavamo, la perplessità viene da quello. Noi siamo disponibili a discutere, a
trovare soluzione per tutto. Ci aspettiamo dei tavoli tecnici che ci portano a quelle risoluzioni. La prossima settimana è in programma un incontro tra il governo della regione e i sindacati per entrare nel merito della società di Scopo, che dovrebbe assorbire 180 lavoratori, mentre altri 40 andranno in pensione entro novembre, quando scadrà l'amministrazione straordinaria che ha in carico al momento l'ex Bluetech. Non si conosce ancora nel dettaglio il progetto industriale di Pelligra Holding, che dovrebbe farsi carico di 350 lavoratori ex Bluetech. I punti sono soprattutto quello della rioccupazione dei 543 dipendenti Bluetech e 200 dell'indotto. Questo è il punto delicato. Sappiamo che il 4 novembre scade l'amministrazione straordinaria e gli strumenti di tutela. Per queste ragioni noi chiederemo subito il confronto con l'assessorato al lavoro, attività produttive, per conoscere bene i dettagli di questo bacino di scopo regionale. Intanto oggi il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato il perfezionamento dell'atto di cessione del ramo d'azienda di Termini Imerese di Bluetech SPA in amministrazione straordinaria alla Pelligra Italia Holding SRL, in quanto aggiudicataria della gara. Il piano di Pelligra è risultato l'unico pienamente rispondente alla disciplina di gara rispetto alle altre 5 in tutto offerte ricevute. In una Sicilia dove molti giovani vanno via e in cui aumenta la disoccupazione, c'è chi invece sceglie di restare e crea il proprio business vincente. Vi raccontiamo la storia di 2 ventenni. Marco Gullà. Ciao, sono Manuel, ho 20 anni. Ciao, sono Francesco, ho 20 anni. Abbiamo creato G-Ready e vogliamo rimanere in Sicilia. Cos'è G-Ready? Un'azienda che si occupa di supporto informatico alle start-up, fondata da questi 2 giovani palermitani. E così, in una terra dove molti giovani vanno via alla ricerca di un lavoro, loro 2 hanno deciso di restare. E indovinate chi sono i loro dipendenti? Semplice, i loro ex compagni di classe. L'idea è nata da me quando avevo 14 anni, ho iniziato a sviluppare con i primi linguaggi di programmazione i primi software per gli amici e i parenti. Le cose sono andate bene, da lì ho iniziato a radunare un piccolo team di sviluppatori, compagni delle scuole superiori, con cui abbiamo deciso poi pian piano di sviluppare il tutto. Per essere in Sicilia, anzi, è pure riguardo certi aspetti anche più comodo rispetto al costo di vita inferiore rispetto magari a paesi, a città del nord, è molto più conveniente. All'età di 14 anni i 2 ventenni avevano già le idee chiare. Nel momento in cui appunto nei primi mesi, nei primi anni di studio ci siamo un attimo confrontati con amici e parenti per iniziare a sviluppare i primi software gestionali, i primi siti web, le prime applicazioni, con cui abbiamo avuto modo di poter capire che effettivamente il nostro lavoro era richiesto, era un qualcosa che potesse servire. E così nasce la loro azienda, che ha già un ottimo fatturato. Ai giovani che vogliono andare via cosa possiamo dire? Restate, trovatevi l'opportunità, perché ci sono davvero molte opportunità. Trovate quello che vi piace fare e createci un business sopra se riuscite. Piromani e incivili a Ragalna, qualcosa si muove, ci racconta tutto Tonino De Mana. L'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana e il comandante della forestale Luca Ferlito visiteranno gli oliveti secolari di Ragalna. È la prima rassicurazione delle istituzioni dopo il nostro servizio, che ha acceso le telecamere, le nostre, sui terreni e sugli ettari di oliveti secolari messi a rischio dagli incendi scaturiti da rifiuti abbandonati lungo le strade. Un precedente che ha spinto gli imprenditori locali ad intervenire, chiedendo aiuto alle istituzioni e sollecitando una maggiore attenzione al territorio e all'ambiente. Non si fermano i mezzi del comune di Ragalna, che bonificano la strada che separa i comuni di Ragalna e Santa Maria di Licodia, dove si affacciano gli oliveti antichi, patrimonio per la biodiversità dell'Etna, protetti dal presidio Slow Food degli olivi secolari. Gli alberi che vedete, di cui ci siamo occupati ieri, saranno osservati speciali e per questo preservati da un sistema di videosorveglianza collegato direttamente alla Polizia Municipale di Ragalna. Sbloccato l'impasse burocratico, le 6 telecamere, su ammissione del vice sindaco di Ragalna Saladino, saranno operative entro Pasqua. Una corsa contro il tempo che servirà a tutelare il territorio, visto che dopo le scampagnate gli immancabili incivili si sbarazzano dei rifiuti, lasciandoli ovunque, dalle campagne alle strade, deturpando un territorio patrimonio dell'umanità. A Messina 3 minorenni egiziani, ospiti di un centro di accoglienza, sono stati fermati perché ritenuti responsabili di un'aggressione ad un loro coetaneo. Francesco Triolo.
Avevano puntato un cappellino e lo smartphone di un giovane che passeggiava in pieno centro a Messina un sabato sera, atteggiamento da bulletti, prima lo hanno avvicinato, poi spintonato, quindi aggredito e picchiato con calci e pugni, scaraventandolo per terra e minacciandolo anche con una spranga di ferro. Quindi gli hanno portato via lo smartphone e il cappellino e sono fuggiti. Il giovane ha sporto denuncia alla vicina stazione dei Carabinieri, fornendo la loro descrizione. Grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri li hanno identificati in poche ore. Si tratta di 3 egiziani minorenni, tutti di 17 anni, ospiti attualmente in un centro di accoglienza per minori di Messina. I giovani, seppure tutti incensurati, erano già conosciuti ai militari dell'Arma perché frequentatori di Piazza Cheroli e piuttosto noti negli ambienti giovanili per i loro atteggiamenti appunto da bulletti. Le accuse per loro sono di rapina aggravata e lesioni personali. A firmare il provvedimento del GIP del Tribunale dei minorenni, i Carabinieri hanno recuperato lo smartphone del ragazzino e i 3 sono stati rinchiusi in un centro di prima accoglienza per minori. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Il numero di emergenza, il 118, compie 32 anni, oggi un confronto per superare le criticità. Tonino De Mano. Una storia lunga 32 anni fatta di emergenze perché loro vivono di emergenze, specie dall'istituzione del servizio di emergenza urgenza 118, un sistema nato e pensato per ridurre le morti evitabili e le disabilità legate a incidenti o condizioni patologiche improvvise, rispondendo con una complessa flotta di mezzi diversificati per tipologia di assistenza e coordinati da una centrale operativa, oggi affidata al numero unico di emergenza 112. È il convegno dal tema prospettive del sistema emergenziale organizzato al Palazzo della Cultura di Catania ha rappresentato un'occasione di confronto anche con operatori specializzati di altre regioni per cercare di migliorare e garantire il più possibile un'assistenza immediata. Tutto è perfettibile, va chiaramente implementato e noi lo stiamo facendo quello che è l'organico, però possiamo dire di un sistema a mio avviso virtuoso. E non mancano le criticità alla voce carenza di organico. Devo dire che già abbiamo attivato tutte le procedure per implementare, per rimpolpare il nostro organico e quindi da questo punto di vista siamo presenti perché il servizio del 118 è molto delicato. Ambulanze che devono fronteggiare anche i problemi della strada, come abbiamo denunciato nei nostri servizi nella congestionata via Santa Sofia. Ci vuole anche da un lato l'attivazione da parte degli organi competenti amministrativi, dall'altro anche la civiltà dei cittadini che deve capire che quell'ambulanza può essere un momento decisivo, importante per salvare una vita umana. Il convegno, promosso dalla SEUS, è stato patrocinato da Regione, Comune e Città Metropolitana di Catania. Nuovi collegamenti da e per la Sicilia, presentata oggi la nuova tratta Palermo-Malta. Vediamo il servizio. C'è chi arriva e chi va. In un periodo di grandi numeri per gli aeroporti siciliani, un nuovo aereo volerà da Palermo verso Malta. In un'ora circa si potrà raggiungere l'isola. Dal 24 aprile abbiamo questa possibilità, anzi i cittadini della provincia di Palermo e non solo avranno la possibilità di partire dal Falcone Borsellino per Malta. Gli operativi saranno già dal 24 aprile saremo operativi, quindi 24 aprile e 28 aprile, per poi passare da maggio in poi ogni giovedì e domenica. Il flusso turistico in Sicilia va in direzioni diverse. Se da un lato ci sono tantissimi turisti che per le vacanze di Pasqua raggiungeranno la nostra isola per trascorrere giorni di relax tra mare e cultura, molti siciliani invece viaggeranno verso altre città, in prevalenza Madrid, Barcellona e Parigi, ma anche città italiane come Roma e Firenze. La domanda che sorge spontanea è: il meteo per Pasqua e Pasquetta come sarà? Per chi resterà in Sicilia vi diamo buone notizie. Le temperature saranno primaverili e quindi potete serenamente programmare gite fuori porta e grigliate. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo tra pochissimo. Hic et nunc, qui e ora, uno spettacolo in cui i ragazzi con la sindrome di Down raccontano al pubblico il mondo visto attraverso i loro occhi. Eva Spampinato.
Uno spettacolo semplice ma coraggioso che esorta a fermarsi un attimo e riflettere su cosa si può fare per vivere al meglio il nostro tempo. Hic et Nunc è il lavoro teatrale del regista Tony Bellone, andato in scena al Centro Culture Contemporanee Zoo di Catania, un progetto realizzato dalla sezione di Catania dell'Associazione Italiana Persone Down, che ha visto protagonisti 11 ragazzi con la sindrome che tra oggetti scenici disparati, musiche di ogni tempo e repentini cambi di situazione conducono lo spettatore in un ideale viaggio introspettivo, capace di far emergere luci e ombre del passato, la consapevolezza del presente di sé e un modo altro di guardare al futuro. Io ho fatto tanti anni, tante recitazioni, spettacoli, cose varie. È una cosa più bella che c'è nella nostra vita. Il loro marciapiede innanzitutto è l'essere privi di malizia, puri di cuore e onesti, molto sinceri. I ragazzi portano in scena se stessi e la loro personalità, senza battute a memoria. Questo spettacolo è stato fatto in occasione della giornata mondiale della trisomia 21, noi siamo presenti tutti gli anni e questo è un lavoro teatrale molto ma molto bello. Il messaggio è quello di essere liberi da tutte quelle sovrastrutture che oggi come oggi la società ci impone, quelli dell'apparire a tutti i costi. Invece potremmo e dovremmo tirare un pochino il freno a mano e viverci la vita così per come viene, godendo anche delle piccole cose. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.